invece già inaugurata a Verona la quinta sede dell'Istituto Tecnico Superiore a Indirizzo Meccatronico, grazie alla collaborazione con l'Istituto San Zeno. Vediamo. La meccanica, l'elettronica e l'informatica unite in un'unica funzione, la meccatronica, per automizzare i sistemi di produzione e quindi per semplificare il lavoro umano. Sembra fantascienza, invece è pura realtà e Verona diventa la quinta sede dell'Istituto Tecnico Superiore ad Indirizzo Meccatronico. Una nuova opportunità per formare tecnici superiori con competenze ricercate. Una realtà dove la formazione terziaria si distingue, cresce e crea innovazione e tecnologia a favore dell'impresa, facendo crescere lo sviluppo delle persone. Uno sviluppo industriale non è pensabile senza il sapere della meccatronica. Ci aspettiamo che confermi il trend ottimo, i risultati occupazionali superiori all'85% che tutti i poli del Veneto stanno dando come risultato di questa realtà formativa. La collaborazione con l'Istituto Salesiano San Zeno ha quindi permesso la sede di quello che è un corso biennale rivolto a 24 allievi selezionati. Questa è una bellissima attività che ha dato dei risultati molto importanti sia sulla preparazione dei ragazzi sia sulla loro successiva occupazione. Noi abbiamo delle percentuali di assunzioni da parte delle aziende che hanno preso questi ragazzi e li hanno seguiti per metà del loro tempo, mentre per l'altra metà del loro tempo sono stati formati a scuola, e abbiamo delle percentuali che sfiorano il 90%.